Euroregione News. Il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, torna ai microfoni di Euroregione News per parlarci delle attività della Fondazione, in particolare quelle collegate al bando Welfare 2021, recentemente varato. È uno dei 3 bandi principali, insieme a quelli sulla scuola e sul restauro, e quest'anno è allo studio anche un 4º bando dedicato alla montagna, di cui vi parleremo più avanti. Prima di tutto ricordiamo che il bando welfare scadrà il 18 febbraio. Fino a quella data c'è tempo per presentare i progetti. Presidente Morandini, vogliamo intanto ricordare a chi è rivolto il bando welfare? Ma prima di tutto, come nasce questo bando? Nasce in particolare da una grande collaborazione sia con la Regione che con le aziende sanitarie, perché purtroppo il welfare pubblico, il sistema di welfare pubblico accusa determinate difficoltà, e da queste nuove sinergie noi vorremmo riuscire a contribuire a creare un nuovo modello di welfare di comunità che risponda alle esigenze delle persone e alle esigenze sociali. In questi primi 3 anni di collaborazione con questo bando abbiamo intessuto rapporti straordinari con delle associazioni, delle istituzioni che stanno facendo un lavoro egregio in termini di servizi che vanno incontro a ogni tipo di fragilità che si manifesta nelle nostre società, ma anche considerano la disabilità, l'inclusione e l'accompagnamento a una vita normale. Quindi credo che uno dei tratti salienti, un valore di riferimento, sia quello della possibilità di continuare il grande lavoro che è stato svolto in questi primi 3 anni. Ecco, appunto, questo bando, lei lo ha anche sottolineato, è in continuità con quello precedente, ma non solamente dal punto di vista del budget messo a disposizione. Cosa significa in continuità? Significa che nel corso dei primi 3 anni hanno preso vita alcuni progetti che negli anni successivi si sono incrementati e sono cresciuti, e adesso si stanno affermando come riferimenti per quelle necessità che loro seguono, riferimenti per le comunità. Dare continuità a questa attività, far sapere che la Fondazione, grazie anche all'aiuto di Intesa San Paolo, c'è per lo sviluppo annuale, per sostenere economicamente gli sviluppi annuali e l'evoluzione dei progetti, io credo dia una sorta di tranquillità operativa, oltre che uno stimolo a queste persone straordinarie che si stanno occupando delle fragilità. Presidente, sarà un anno complicato, lo ha sottolineato lei nella nota che accompagnava la presentazione, insomma, di questo bando. Un anno complicato, e proprio per questo nel welfare ci sono delle direzioni di progettualità da incentivare particolarmente, e la Fondazione è molto attenta a questo. Precisiamo. Ma è un anno senz'altro complesso, che però va affrontato con grande voglia di fare, senza timori e sapendo che abbiamo una grande sfida davanti, ma che possiamo anche vincerla con senso di responsabilità e senso del dovere di ognuno di noi. La forza più grande che ci fa proseguire con determinazione lungo questa linea è la grande capacità progettuale che in questi 3 anni è stata espressa dalle associazioni con le quali noi collaboriamo. Sì. E devo dire che in questi 3 anni sono nati anche dei progetti sperimentali, perché una delle cose particolari di questo bando è anche quello di poter sostenere delle soluzioni sperimentali nuove, innovative, che poi se vanno male, pazienza, rientra nella logica di rischio d'impresa, ma se dovessero andare bene sono soluzioni che tornano a beneficio di tutta la comunità. Ecco, come adesso
anche questa è una cosa che penso sia interessante, sono centinaia, no, i progetti che arrivano alla Fondazione Friuli e che vengono valutati su questo specifico bando, ma anche sugli altri. Come viene esaminato e valutato un progetto dalla Fondazione? I consiglieri della Fondazione, che sono stati selezionati per competenze specifiche sui temi che si vanno a affrontare, entrano nel merito, e tutti assieme entriamo nel merito di ogni singolo progetto, e ognuno con le capacità che gli deriva dall'attività che fa può dare un contributo valutativo, però c'è anche il grande sforzo di dare un'interpretazione strategica e di futuro dei singoli progetti. Ad esempio, in questi anni si sono lanciate delle filiere di agricoltura solidale per la messa in vendita dei prodotti che nascono da orti coltivati da persone con disabilità o necessità di investimento, di inserimento. Oppure c'è un progetto al quale siamo particolarmente legati perché entra nel mondo dello sport, ed è il busking che sosteniamo da 2 anni, ed è una modalità del gioco del basket dove atleti normodotati e atleti disabili, tutti e due con la stessa responsabilità e lo stesso ruolo ai fini del risultato della partita, prendono parte a questo campionato regionale che da 2 anni si sta giocando. Bello, è interessante perché insomma questo dimostra un po' che si tratta di progetti variegati, non si parla solo di assistenza specifica agli anziani non autosufficienti, ai disabili psicofisici, ma ci sono anche queste frontiere che la Fondazione, no? Queste frontiere a cui Fondazione guarda. Bene, Presidente, ringraziamo e salutiamo il Presidente Giuseppe Morandini, Presidente di Fondazione Friuli, per l'intervista. Ecco, grazie. Grazie a voi e buona salute a tutti. Ricordiamo che in chiusura che il bando welfare ha come scadenza per la presentazione dei progetti il 18 febbraio. Tutte le indicazioni sono reperibili sul vostro sito, sul sito di Fondazione Friuli. Saluti. Euroregione News.